trasformarsi da organi di garanzia in organi di parte. E allora, sempre imbevuto dall'esperienza americana, proponeva, e anche questo è un argomento che può essere oggetto di riflessione, oggi proponeva di introdurre la nomina vitalizia, onde impedire che ci potesse essere una corte nominata interamente dallo stesso versante politico, perché noi diceva attenzione, in America i presidenti sono eletti per 4 anni, massimo 8, facendo il doppio mandato, si trovano quasi sempre una corte nominata dai loro predecessori. E questa è la caratteristica, l'espressione sua testuale è lunghissimi intervalli che ci devono essere tra una nomina e l'altra, che nessuno possa controllare politicamente. Io direi, forse parlare di tale nomina vitalizia non sono spetta a me fare di questo discorso nell'attualità, certo un problema che oggi è di grande attualità è la possibile sterilizzazione politica dei giudici costituzionali dopo la scadenza del mandato. Io sono ancora in carica, quindi diciamo parlo forse contro i miei interessi, però a me sembra che sia un problema da prendere seriamente in considerazione sulla falsariga di quella indicazione di Gaetano Martino, che vedeva nel giudice che non aveva più nessun'altra prospettiva dopo l'uscita dall'organo che non quella appunto di continuare a fare il suo. 2 cose rapidissime in chiudo. Infatti votò contro Martino la proposta di Laconi, costituente del PC, che voleva che la Corte Costituzionale fosse interamente eletta dal Parlamento. Votò contro dicendo che così facciamo un raddoppio